Facebook ha riaperto un cassetto e Gianpietro Ghedina, ex sindaco di Cortina, tra gli artefici con il presidente della regione Luca Zaia della candidatura olimpica della regina, a 3 anni dal passaggio del testimone a Pechino 2022 ha deciso di fare la sua analisi realistica quanto amara di ciò che è stato e di quel che sarà. Non sarà quella che doveva essere la grande occasione di Cortina, del Cadore e della provincia di Belluno, scrive Ghedina, e il riferimento al rilancio infrastrutturale ed immagine del paese avvenuto afferma in modo parziale, frammentario, disordinato e senza adeguata comunicazione. Dal villaggio olimpico a Socrepes, che è e resta strategico, ma bisogna fare in fretta. Dal piano parcheggi all'assenza totale di informazioni riguardo l'apertura o la chiusura delle attività, da quelle ricettive come i rifugi ai maestri di sci. Si viaggia a vista, dice Ghedina, che si sofferma su quell'entusiasmo ormai scemato e sui ritardi delle opere. Questioni che per l'ex sindaco, oggi consigliere d'opposizione, avrebbero meritato confronto e approfondimento con la cittadinanza, anche con un certo orgoglio. Diversi i like alla disamina di Gianpietro Ghedina e tra i pollici in su spicca quello lasciato dall'amministratore delegato di Simico e commissario di governo Fabio Massimo Saldini, che il 6 febbraio scorso ha guidato la nostra troupe in un tour esclusivo nel cantiere della pista da bob. Un impianto all'avanguardia, ha ribadito ad Asolo il ministro dello sport Andrea Abodi. Siamo pronti per farci trovare pronti, può sembrare un gioco di parole ma è la verità, quindi voglio rassicurare del lavoro operoso che stanno facendo donne e uomini in questo cantiere che è veramente affascinante, che ci consegnerà una pista per queste 3 discipline che sarà un'eccellenza mondiale. Il ministro ha risposto anche sulla querela in corso relativa alla vendita dei biglietti per assistere alle gare e a Cortina quelli per il bob, slittino e skeleton non sono ancora disponibili. Non è che sia rimasta indietro la biglietteria del bob, dello skeleton e dello slittino per il cantiere, è che c'è una programmazione fatta con il CIO, quindi ognuno avrà la sua soddisfazione per tutte le tasche, come si suol dire, perché è importante che le Olimpiadi siano accessibili anche dal punto di vista del costo del biglietto, anche se il grande spettacolo sarà anche televisivo.